Ha salutato la stampa stamani presso la caserma dei Carabinieri il colonnello Vittorio Stingo, lascia la nostra città per andare allo Stato Maggiore a Roma, al Comando Generale, un incarico molto importante che lo vedrà alla guida di circa 18.000 carabinieri, visibilmente commosso nel suo discorso. Scrivo con un misto di emozioni, poiché lasciare un luogo che è stata la mia casa per tanto tempo non è facile, tuttavia i cicli della vita ci portano ad affrontare nuove sfide, intraprendere nuovi percorsi e il momento del distacco è inevitabile. Partire è un po' morire, ha detto Stingo nel suo discorso. Guardando indietro rifletto su questa provincia fatta da donne, uomini speciali e mi riempio di gratitudine. Il lavoro di squadra è stato fondamentale. Ciò che mi ha toccato è il legame umano instaurato, le relazioni che ho costruito rimarranno nel mio cuore, nella mia memoria per sempre. Non posso non ricordare i concittadini di Ravanosa, la cui tragedia, la cui forza d'animo saranno sempre da esempio, ma anche i concittadini di altri 42 comuni della provincia. Agrigento è spesso in coda alle classifiche relative alla qualità della vita, ha detto Stingo, e alle opportunità di lavoro, eppure è una terra ricca di storia, cultura, bellezza e vita. La vicinanza al cittadino è stata sempre la nostra essenza, vicinanza intesa come prossimità, disponibilità e apertura costante all'ascolto che mi ha spinto a motivare i miei collaboratori avviando il concetto di arma della gente a difesa dei più deboli per perseguire il bene collettivo. Un pensiero speciale, continua Stingo nella sua missiva, va ai miei carabinieri impegnati ad adempiere al giuramento prestato, onorare l'uniforme con orgoglio. È stato grazie alla loro realtà e allo spirito di abnegazione al servizio se in questi 3 anni è stato più agevole sviluppare una pluralità di progetti che hanno visto l'Arma Agrigentina sempre presente in prima linea. Donne e uomini impegnati nel rispetto dei valori di convivenza civile al fine di garantire l'ordine, la legalità, la sicurezza urbana alla collettività, opponendosi con fermezza ai tentativi mafiosi di sottomettere l'economia locale. Non posso che ringraziare tutti voi, autorità, amici, colleghi di tutte le forze della polizia, per il sostegno, l'amicizia e l'incoraggiamento che mi avete offerto nel corso di questi 3 anni. Avete reso questo luogo un ambiente accogliente, ricco di energia positiva. Lo avete fatto divenire la mia casa. Mi sento ancora in debito con l'Arma che mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova, di sbagliare, di imparare, crescere, consentendomi di ampliare il mio bagaglio di esperienze. Desidero infine augurare in bocca al lupo al mio amico e successore, colonnello Nicola De Tullio, sicuro che farà grandi cose. Stingo ha poi concluso il suo discorso dicendo: non dimenticherò voi e questa magnifica terra, la più bella città dei mortali, a cui abbiamo donato il tricolore in una memorabile cerimonia. Ad Maiora, viva l'Italia, viva la Sicilia, viva la provincia di Agrigento. Il mio saluto è soltanto un arrivederci. Ho indirizzato una lettera di commiato a tutta la provincia, a tutti i cittadini, laddove invito a continuare a percorrere la via che abbiamo solcato in questi 3 anni, una via di rivoluzione culturale e di legalità in cui tutti quanti necessariamente devono rimboccarsi le maniche e devono iniziare a fare un gioco di squadra importantissimo, fondamentale per far capire ai nostri ragazzi che questa è una terra ricca di opportunità, ricca di bellezze, ricca di cultura, ricca di vita e non si può abbandonare. Bisogna investire qui, bisogna far credere, soprattutto ai più giovani, che tutto è possibile e questo è il momento di farlo, è il momento delle opportunità, è il momento in cui questa provincia si avvia a diventare capitale italiana della cultura, che non sarà soltanto il 2025, ma saranno tutti gli anni che anticipano questo importante evento, come è successo per tante altre città, ed è il momento di crescere, è il momento tutti quanti di fare gioco di squadra, al di fuori degli interessi di partito, al di fuori delle logiche di quartiere che ci tengono legati a determinate persone che sono esclusivamente dei parassiti che dobbiamo eliminare dalle nostre società, al pari di chi delinque e al pari dei mafiosi. C'è stato tanto lavoro da fare in questa terra difficile. C'è stato tanto lavoro, ma la cosa più importante di tutte è crederci. Le sfide si possono lanciare, ma i risultati, gli obiettivi vengono raggiunti soltanto se ci si crede e tante sfide, soprattutto quelle che abbiamo vinto, sono state vinte soprattutto grazie alla collaborazione non solo delle istituzioni, ma anche di tante altre associazioni, della Caritas, dei volontari di strada, della diocesi, della prefettura e della questura ovviamente, dei colleghi di tutte le forze di polizia, delle associazioni varie che tutti i giorni si impegnano a difesa
del prossimo, a difesa dell'ambiente, a difesa del patrimonio culturale, a difesa della nostra salute. Cosa porterà nel suo bagaglio dei ricordi? Questa è una domanda difficile a cui rispondere, perché io non voglio dei ricordi. Io sono agrigentino, lo sono perché questa è la mia casa, lo sono perché ho ricevuto tantissime cittadinanze onorarie, tantissime attestazioni di apprezzamento, e i ricordi si hanno soltanto quando si va via, quando si lascia un posto, quando si è dei turisti. Questa è casa mia e io questa casa la porterò nel cuore. Domenica. Il mio nuovo incarico sarà capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Mobili, è un reparto, un grosso reparto di 18.000 uomini che si occupa delle operazioni internazionali e delle operazioni sul territorio nazionale più ad ampio respiro. Colonnello, lei è agrigentino, ma anche gli agrigentini qui si sentono a casa perché è riuscito ad aprire le porte della caserma. Abbiamo riaperto le porte della caserma facendola diventare un luogo, anche un museo, un qualcosa che si può visitare semplicemente tutti i giorni senza dover necessariamente fare una denuncia. Sono tantissime le visite che abbiamo avuto, nella prima esperienza abbiamo avuto oltre 2.000 visitatori, ma abbiamo avuto anche tantissime scuole, tantissimi ragazzi che sono venuti da fuori regione, da Milano per esempio, da Roma. La cosa più bella però è stato quello di poter far volare il tricolore sul cielo del capoluogo della nostra provincia, un tricolore di 150 metri quadrati, la più bella bandiera d'Italia, per far capire a tutti che questa è Italia e che qui lo Stato esiste.